Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura banda high-tech dei furti d'auto nel mirino dei carabinieri. Perquisizioni e sequestri sono stati eseguiti tra Palermo, Alcamo e Milano nei confronti di presunti membri di un gruppo specializzato nel rubare e ricettare auto di lusso usando dispositivi tecnologici in grado di violare i sistemi di sicurezza. L'operazione, coordinata da Eurojust, si inserisce in un'indagine internazionale che coinvolge anche Francia e Regno Unito. Giallo in via Azzurria a Catania, dove è stato trovato il cadavere di un uomo all'interno di una palestra. La vittima sarebbe precipitata dal soffitto dopo il cedimento della copertura. Tra le ipotesi anche quella di un tentato furto. Indaga la polizia per chiarire dinamica e identità. Spari invece contro un panificio di via Plebiscito, sempre a Catania. Il titolare all'apertura ha trovato 6 fori di proiettile sulla vetrina e ha chiamato il 112. La polizia ha recuperato i bossoli e ha avviato le indagini. Sorpreso dai carabinieri forestali, un 48enne che è alla guida di un'autobotte stava sversando nel terreno 5.000 litri di reflui del frantoio, creando ristagni. Denunciato anche il titolare dell'oleificio, le vasche perdevano e il terreno risultava già contaminato. E in chiusura scoppia una rissa tra titolare e clienti in un bar di Sferracavallo nel Palermitano. La lite, iniziata con insulti, è degenerata fino all'uso di un coltello. Il locale è stato chiuso per 10 giorni. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata.